E i numeri vanno sempre letti, insomma lo scopo dell'assemblea di bilancio è anche questo, lo sport che stiamo facendo anche qui raccontando con questi piccoli video quello che succede è un'altra diciamo delle modalità attraverso le quali vorremmo che i soci approfondissero fino in fondo come vengono amministrati all'interno dell'associazione. Per farlo oggi non a caso saranno con noi anche due figure importanti che lavorano alacremente dietro l'imponente macchina organizzativa di AS Veneto, che spesso sfugge ai più. Lo sforzo più grosso lo faremo, abbiamo iniziato a farlo già nel 2020, ma lo chiuderemo nel 2021 e riguarda la revisione di tutto il progetto Vinezza, quindi una nuova interfaccia digitale che accompagnerà la nostra guida dei vini del Veneto, ma anche una revisione del concetto generale che c'è dietro il nostro modo di raccontare il vino e i territori del Veneto.